Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Come sempre, come ogni venerdì, noi vi diamo gli aggiornamenti del mondo delle pensioni con la collaborazione dello SPCGL del Veneto. Qui quest'oggi abbiamo anche il piacere di avere la coordinatrice regionale dell'Inca, quindi entreremo anche nel tecnico, come voi tante volte vi aspettate, ci chiedete, quindi ben arrivata Anna Maria Bilato, grazie di essere qui con noi. E invece per lo SPCGL abbiamo il responsabile previdenza Giuseppe Di Girolamo, bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. Quante belle questioni che ci sono da affrontare, effettivamente dobbiamo dare un po' un aggiornamento, si è parlato appunto di quota 100, si parla di pensione di cittadinanza, opzione donna, pensione anticipata, l'APE social, ce n'è chi più ne ha più ne metta. Andiamo prima a fare un po' una questione politica, perché poi ci allacciamo alla manifestazione prossima, domani. Esatto, domani di sabato a Roma, significativa. Diteci voi un pochettino anche perché manifestate e il provvedimento, la legge di bilancio come ne è uscita, che opinione avete? Allora, io direi facciamo questa premessa partendo proprio dalla Fornero. Cioè la legge Fornero, questa legge che è costata tantissimo a noi tutti, insomma, come dire, ha portato tante rigidità, oltre ad una serie di complessità ha portato tante rigidità, a partire dall'età anagrafica, l'allungata per alcuni anche di 6 anni, quindi di un bel po' di più di quello che uno si aspettava di restare nel mondo del lavoro, e soprattutto ha creato quel fenomeno, usato come un brutto termine, che sono gli esodati, cioè quelle persone che ormai non avevano più un lavoro e non avevano neanche più i nuovi criteri per andare in pensione. Quindi noi come organizzazione sindacale siamo riusciti a contrattare in questi 6 anni, nel corso di 3 governi, siamo riusciti a contrattare, come dire, l'uscita per ben 220.000 lavoratori e lavoratrici. Quindi non è una cosa che non ci siamo posti o che non abbiamo fatto, l'abbiamo fatto tenendo conto soprattutto delle persone più deboli, appunto gli esodati, le donne o quei lavoratori, lavoratrici che erano in situazioni particolarmente gravose. Ecco, quindi mi riferisco alle 8 salvaguardie che abbiamo effettuato, che hanno riguardato qualcosa come 140.000 lavoratori e lavoratrici. Sono tantissimi in 6 anni, in meno di 6 anni, insomma. È stata creata l'APE social, che era una cosa che prima non c'era, quindi che ha permesso di uscire dal mondo del lavoro a tutta una serie di persone, che ha riguardato fino al 2018 45.000 persone. E poi l'opzione donna, che dopo Anna spiegherà un po' meglio. Ecco, prima di superare questo discorso qui, che aveva accennato al discorso della Fornero, no? Sì. Per curiosità, perché più volte parlando con diverse persone si sono chieste questo, siccome la Fornero si è resa disponibile a raccontare la sua versione dei fatti sì. E difende strenuamente la sua posizione, i provvedimenti dell'allora governo, questa benedetta... Teniamo conto della... Ecco, voi che cosa avete, vi siete mai confrontati, avete fatto delle obiezioni, visto che avevate in mano certamente, la cognizione allora di causa? Diciamo questa cosa, a volte noi abbiamo anche la memoria un po' corta, perché ci si chiede ma dove era il sindacato? A parte che il sindacato in tutti questi 6 anni, come anche cifre in mano abbiamo visto, insomma, ha risolto tante questioni e non piccole, insomma, ma era un periodo, il 2011 è stato un anno particolarmente pesante, noi eravamo in una crisi, come dire, mondiale, che era globale, che era molto pesante, con l'Italia che aveva dei conti digestati. La prima cosa che noi abbiamo, come dire, criticato alla Fornero, oltre appunto aver creato queste questioni, di non aver tenuto conto delle nostre considerazioni, ma soprattutto di aver fatto una riforma dove tutti i miliardi che sono stati risparmiati da quella riforma non sono andati a riformare l'istituto previdenziale, ma sono andati a risanare il debito pubblico. Questa è la prima, come dire, critica che noi muoviamo alla Monti Fornero. Ricordiamo, Monti Fornero, esatto. Insomma. Perché... Ma vi è stato obiettato qualcosa nello specifico? Cioè avete mai avuto un incontro diretto con la Fornero? Non direttamente, insomma, noi non direttamente, però ci sono stati stato anche curioso, così vari dibattiti, sì, dove sono delle botte e risposte, ma sempre in lontananza, insomma. Ecco. Cioè, lei, come dire, si ripara sempre dietro questo aspetto, cioè che i conti pubblici in quel momento erano molto pesanti, che è anche vero. Il problema qual è? Che, come al solito,
c'è stato il primo tempo che ha riguardato i lavoratori, non c'è stato il secondo tempo che poi riguardava tutti gli altri, vedi il sistema fiscale, vedi tutte le altre questioni che ci sono. Ecco, quindi adesso tornando un po' a noi. Quindi questa famosa quota 100, io ci tengo a sottolineare che come dire, quota 100 è un provvedimento intanto che si aggiunge a quelli che avevo elencato prima. Quindi non è una novità come si continua ad annunciare in TV, è un provvedimento che si aggiunge a quelli che sono già esistenti. E l'altra questione è che non è una riforma delle pensioni, perché è un provvedimento molto limitato nel tempo. Cioè riguarderà effettivamente 3 anni. Nel 2021 il provvedimento si chiude. Perché? Perché? Per una questione di conti sostanzialmente, perché come dire, i soldi che saranno investiti in questa operazione sono tantissimi. Tanto è vero che la nostra obiezione non è il fatto che si mandano in pensione le persone di cui noi, soprattutto pensionati, siamo contentissimi. Non è questo, è che con quei soldi lì si ipoteca il futuro per prossimi investimenti, perché sono talmente tanti i soldi che verranno investiti che per i prossimi 3 anni non si potrà fare. Ma allora più cosa nulla. vi sarebbe dovuto fare? Farli andare in pensione come era previsto? Chissà. No, allora, noi abbiamo fatto delle proposte, dopo magari in coda entriamo nel merito, ma non con questo governo. Abbiamo iniziato ancora con i governi precedenti, c'è una piattaforma unitaria dove chiediamo tutta una serie, una vera riforma della Fornero che tiene conto anche dell'equilibrio dei conti. Ecco, questa è un po' la questione. Quindi quota 100 non è, come dire, un provvedimento stabile, no, definitivo, e tra l'altro è un provvedimento divisivo, fortemente divisivo tra i lavoratori, perché, come dire, quota 100 ha un dato fisso che è l'età anagrafica, cioè i 62 anni. Io per poter parlare di quota 100 devo avere questo Ecco, io magari chiedo dalla regia se ci mettono la prima slide in onda, così quello che si viene detto può essere anche un po' stigmatizzato e visto da casa dai nostri telespettatori. Esatto, quindi io devo avere comunque 62 anni. Se non ho 62 anni non posso ragionare di quota 100. E arriviamo ad un paradosso. Io e il mio collega, io ho 62 anni e ho 38 anni di contributi, posso andare in pensione. Il mio collega, che magari ha un anno meno di me, ma ha iniziato a lavorare prima di me e quindi ha magari 40 anni di contributi, quindi ha lavorato 2 anni più di me, ha versato più contributi di me, non potrà andare in pensione perché ha 60 anni. Lui ha 60 anni di età, cioè quindi è del 1959, giusto? Sì, del 1959 ha iniziato a lavorare a 20 anni, quindi ha versato 40 anni di contributi, 60 più 40 fa 100, ma lui resta al lavoro. Il suo collega ha 62 anni ma ha 38 anni di contributi, quindi ha meno contributi, andrà via in pensione. Quindi ci sono dei paradossi che veramente creano delle forti divisioni all'interno del mondo del lavoro, ecco, queste sono, e quindi diciamo crea questa, è divisivo. E poi, però comunque 60 anni, 60-62, a meno che non si tratti di lavori usuranti, ma allora entrano già in una categoria particolare, una persona è ancora giovane. È perché poi entrare troppo nel tecnico rischia di, di non essere compresi, però io se vado in pensione dopo il 2022 subentra la riforma Dini col prorata, per cui andrò in pensione con meno soldi di quello che ci è andato oggi. Aiuto. Però entreremo troppo nel tecnico, allora facciamo rabbrividire. allora è meglio andare al patronato. Quindi capisce, ci sono talmente questioni che sono molto delicate. L'ultima questione è che complica la vita non solo al patronato, ma ai lavoratori e alle lavoratrici, perché intanto introduce dei divieti, poi introduce delle finestre e ultimo introduce la temporalità. È già una giungla. Reintrodurre questi elementi, quindi il divieto, ad esempio il cumulo di lavoro, le finestre perché ci posso andare solo 3 mesi dopo o 6 mesi dopo se sono pubblico impiego, la temporalità appunto 2022 o 2026 perché ci sono varie scadenze, tutto questo complica ulteriormente le questioni. Ecco perché noi avremmo preferito avviare un tavolo di trattativa, e lo sciopero di domani riguarda anche questo aspetto, proprio per trattare tutti questi aspetti, cioè delle diversità che si creano tra lavoratori, del non tener conto ad esempio delle donne che
è solo per un anno l'opzione donna, dopo cosa succederà? Ecco, quindi, come dire, un tavolo dove affrontare tutte queste questioni che secondo noi mettono sullo stesso piano tutti i lavoratori. Perfetto, restiamo su quota 100, andiamo sul tecnico. Sì, sì. Allora, come possiamo raccontarla, spiegarla bene? Sì, diciamo che approfondendo che quei pochi... Esatto, ha già gli elementi fondamentali li ha già elencati. Quindi io chiedo dalla regia se intanto ci mettono in onda anche la seconda slide. Esatto. La pensione anticipata quota 100 ha comunque una durata temporanea, come diceva appunto Giuseppe, dal 2019 al 2021. Potranno accedere a questo trattamento pensionistico i lavoratori che hanno 38 anni di contributi e 62 anni di età, e viene introdotta, diciamo, il meccanismo delle finestre. Per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi che hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre del 2018, cioè l'anno scorso, potranno andare in pensione a decorrere dal 1° di aprile del 2019. Mentre per coloro che perfezionano il requisito dal 1° gennaio 2019 dovranno attendere 3 mesi di finestra dal requisito stesso maturato. Perciò anche qui introduciamo quelle finestre che erano state a suo tempo abrogate dalla Fornero e che in qualche modo ritornano, ma non solo per la pensione anticipata, vedremo anche per gli altri trattamenti pensionistici. Sono funzionali a qualche cosa? Sono utili? Sono funzionali al fatto che comunque di fatto limiti l'accesso, perché comunque protrai quel pensionamento che altrimenti sarebbe avvenuto diciamo al requisito compiuto. Tante domande per questo? Tante domande, perché poi c'è anche la slide successiva, se possibile metterla, per quanto riguarda il pubblico impiego, perché anche qui siamo all'opzione donna, quella prima sull'anticipata quota 100 per... Sì, quella precedente. Allora. Esatto, sul pubblico impiego viene diversificato l'accesso al pensionamento per il dipendente del settore pubblico. Quindi il personale della scuola potrà accedere al pensionamento a decorrere dall'1 settembre se perfezionano il requisito entro il 31/12. Sì, perché la scuola ha una sua caratteristica, che il personale della scuola può solo accedere solo a inizio anno scolastico, ma questo voglio dire, la decorrenza del 1° settembre è sempre stata anche per le altre trattamenti pensionistici. Questa è una caratteristica proprio del personale della scuola. Il dipendente pubblico però in realtà non ha 3 mesi di finestra, ma bensì ne ha 6 mesi di finestra, e il primo accesso utile per il dipendente pubblico è di fatto dal 1° di settembre del 2019 e che in qualche modo introduce questo meccanismo appunto di 6 mesi di finestra, considerando che appunto obbliga in qualche modo il dipendente pubblico a dover attendere i 6 mesi, anche se di fatto, diciamo, dal punto di vista contrattuale. Secondo voi, perché poi le cose che ci chiedono sono sempre queste, secondo la vostra esperienza, quindi alla luce di tutto il passato e il progresso che abbiamo, se una persona ha maturato i requisiti, conviene che si faccia avanti per andare in pensione, quindi carpe diem, prendere al volo eccetera, come è successo in passato per tante situazioni, oppure attenzione, ci sono degli alert, perché gli alert voi li avete messi con l'opzione donna ben chiaramente, detto attenzione, solo coloro che si trovano in una certa situazione, perché poi vi trovate una pensione veramente da fame, che viene da piangere, uno ci ripensa 20 volte a quello che ha fatto, preso dall'entusiasmo. Ci sono 2 elementi secondo me fondamentali da tenere in considerazione per quanto riguarda proprio la pensione quota 100. L'elemento è il calcolo di pensione, perché appunto ci viene chiesto da tutti, sia pubblici che privati, devono avere la consapevolezza di che cosa poi è questo importo di pensione, perché poi devono fare i calcoli con la quotidianità e come riuscire a vivere rispetto, voglio dire, al proprio tenore di vita, da una parte. Dall'altra poi c'è un elemento non indifferente, che è quello dell'introduzione del meccanismo dell'incumulabilità con i redditi del lavoro dipendente e lavoro autonomo, cosa che anche questa per noi era ormai superata, perché ormai credo da 15 anni non esiste più questo limite dell'incumulabilità, ed è riprendere un meccanismo di divieto di svolgere attività lavorativa, che in realtà la norma non prevede il divieto,
ma dice che non è vietato lavorare, ma in realtà è incumulabile con i redditi derivati dall'attività, perciò per assurdo uno che presta attività lavorativa non ha redditi, certo, potrebbe avere la cumulabilità, ma questo voglio dire, è una cosa sì, che poi... introduce però un meccanismo, riconosce solo la possibilità di cumulare con redditi da lavoro autonomo ma di tipo occasionale nel limite di 5.000 euro. Ah, un classico limite di 5.000 euro, che come collaboratori. Esatto, ecco, l'unico elemento di possibilità di tenere, perciò la scelta poi delle persone se accedere alla pensione anticipata a quota 100 oppure attendere la successiva, diciamo, opportunità dal punto di vista previdenziale è spesso determinata dal fatto, dettato dall'importo di pensione da una parte e dall'altro sulla possibilità o meno di prestare attività lavorativa. Perfetto, interrompo un attimo. Maturate quello che abbiamo detto, pensateci su bene, andiamo in pubblicità pochi secondi, poi riprendiamo un po' il filo del discorso.